Proseguono i lavori per il recupero di Palazzo Sebellina a Rossano Veneto. L'ex municipio diventerà Casa Rossano, la sede delle associazioni nel pieno centro del paese. Il recupero totale degli annessi ha già permesso di salvare i pavimenti e i soffitti del Settecento. La seconda parte dell'intervento è divisa in due stralci per il recupero energetico e sismico. Dunque Rossano in questi mesi riscopre la storia e lo fa con un vero e proprio tuffo nel passato. Siamo all'interno del cantiere questa mattina per un veloce sopralluogo che però si è rilevato anche una bella lezione di storia architettonica. Abbiamo rivisto l'affresco che era stato scoperto, abbiamo visto dal vivo come lavora l'impresa, ma soprattutto come hanno lavorato alla fine del Settecento le nostre maestranze. Noi speriamo che per la fine del 2021 speriamo appunto di restituire alla cittadinanza questo primo stralcio dei lavori e poi ci metteremo in moto per il secondo stralcio e la fine dei lavori di recupero e restauro di Palazzo Sebellina.